E da dove viene la Befana? Adesso c'è Livia con il notaio, quindi il dottore ed il notaio. Esatto Paolo, siamo qui con il notaio Vito Pinto che ogni settimana ci aiuta e ci guida nei problemi che potrebbero nascere nei nostri rapporti contrattuali e giuridici. Allora, abbiamo detto che oggi è la Befana porta i doni a tutti i bambini, allora perché non affrontare l'argomento delle donazioni? Anche perché molte persone considerano la donazione come il modo migliore per trasferire i propri beni ai figli, ai parenti o alle persone più care. Ma è veramente così? Allora lo chiediamo al notaio Pinto. Benvenuto, buongiorno, bentornato. Buon anno a tutti. Buon anno. Allora, conviene più donare ai figli oppure lasciare i propri beni per testamento? Diciamo che dipende dalle esigenze o necessità familiari di attribuire determinati beni, appunto come dice lei, patrimonio familiare, quindi che rimangano nel patrimonio familiare, o subito ai figli con una donazione o anche con calma in futuro con il testamento, perché sul piano fiscale la legge è identica sia per le successioni che per le donazioni, quindi non c'è differenza salvo un vantaggio e uno svantaggio per la donazione. Vantaggio perché il donante potrebbe riservarsi l'usufrutto abbassando anche la base imponibile, quindi il costo dell'atto di donazione. E svantaggio perché le tasse in realtà vengono pagate immediatamente con la donazione, invece col testamento si pagherebbero dopo un anno dalla morte del donante e con le aliquote dell'epoca che potrebbero anche cambiare. Giuridicamente anche lì sono identiche le situazioni, diciamo, di protezione delle quote dei legittimari degli altri eredi, con una differenza che con la donazione non abbiamo impugnazioni durante la vita del donante, e con invece il testamento e quindi con la successione, anche dopo la pubblicazione del testamento potrebbero esserci impugnazione dagli eredi lesi. Ecco, perciò da quello che lei dice sembrerebbero che ci siano meno rischi con la donazione. Meno pericoli? In realtà non è in termini di pericoli o di rischio, ma in termini di effetto prenotativo. Con la donazione si realizza un acconto della successione e è possibile però che si verifichino opposizioni già subito con la donazione, ma sono opposizioni che, come dicevamo prima, non toccano la donazione durante la vita del donante e si vedranno solo in morte del donante. In quel caso, in quel momento, si farà una specie di riunione di tutto l'asse ereditario, cioè sia di quello che effettivamente il donante ha lasciato, sia di quello che ha donato in vita. Si farà una proporzione e si vedrà legale, si vedrà se queste quote, se queste donazioni sono confermate o contestate. Ecco, perciò cosa succede se gli altri eredi contestano la donazione dopo la morte del donante? Innanzitutto gli eredi che vogliono contestare devono fare un'azione legale, si chiama azione di riduzione delle donazioni, sempre per formare quell'asse che dicevamo prima. Di fatto ci sono vari rimedi per cercare di appianare, diciamo, queste contestazioni, quindi dai soliti conguagli che possano essere integrazioni di legittima, quindi soddisfattivi della situazione, fino all'azione più pesante che è quella, peraltro residuale, di restituzione degli immobili donati, anche quando fossero venduti, purtroppo. Ma allora le vendite successive a donazione non sono sicure. Le faccio questa domanda perché il signor Franco da Palermo ci scrive che sta per acquistare un immobile da una persona che lo ha avuto in donazione da un parente e vorrebbe sapere come il suo eventuale acquisto può essere tutelato proprio da eventuali rivalse degli altri parenti. Correttamente, signor Franco ci dice che sta per acquistare, meno male che non ha già acquistato. Qualche pericolo c'è,
sono ipotesi però residuali, non capitano frequentemente, però prima della vendita ovviamente, sì, consultare il notaio se per gli altri atti che abbiamo detto nelle scorse trasmissioni è consigliabile. In questo caso il colloquio con il notaio è proprio essenziale, direi anche per la donazione, prima della donazione, perché il notaio vi può consigliare sui rimedi, diciamo, alternativi anche alla donazione, e nei casi più gravi, quando proprio si dovesse cercare di evitare un problema nelle vendite, si arriva fino alla revoca delle donazioni, quando non è un rimedio bellissimo, ma comunque si può eliminare la donazione e tutta la proprietà ritorna sul donante, che può vendere liberamente. Tenete presente che questa azione di restituzione dei beni donati è veramente anacronistica e in Austria e in Germania è stata già eliminata. Ci auguriamo che il nostro governo provveda a eliminare anche in Italia questa azione. Bene, la ringrazio molto, notaio Vito Pinto. Appuntamento con lei lunedì prossimo alla stessa ora. Se avete domande da fare al nostro notaio, vi diamo gli indirizzi di Uno Mattina che dovrebbero passare in sovraimpressione. Vi do quello email unomattina@rai.it. La settimana prossima si parlerà delle agevolazioni fiscali sulla prima casa. Grazie notaio. Buona Befana a tutti. Buona